E siamo così arrivati all'ultima corsa di questo convegno pomeridiano di questa domenica 24 maggio e andiamo a leggere il campo partenti dei partecipanti al premio Evaristo Sport, una corsa con una buona dotazione, 8.800 euro, riservata a cavalli europei di 4 anni, vincitori da 7.500 a 20.000 euro in carriera. È una corsa internazionale che si disputerà sul miglio con partenza con l'autostart, come si può vedere appunto dal fatto che la macchina a 14 secondi dalla fine del countdown sta aspettando tutti i partecipanti nella retta delle scuderie. Vediamo il campo dei partenti con il numero 1 Guizzo dei 20 Giuseppe Lombardo Junior, sferrato agli anteriori, quota 9. Ghirigori Rosa parte col numero 2 con Francesco Facci, sferrato completamente a quota 6. Guerra dei 20 con il numero 3 guidato da Marco Volpato, con il numero 4 Gisabella Reg Lucio Becchetti, il numero 5 Guernica LJ Roberto Vecchione, il cavallo in questo momento più appoggiato, corre completamente sferrato, la sua quota è 1,65. 6 Luxor Ferm, anch'esso tutto sferrato, che parte con il numero 6 ed è a 6 come quota, e se vogliamo è il controfavorito insieme al numero 2 Ghirigori Rosa a chiudere la prima fila. Il numero 7 Gin Tonic Bread con Antonio Di Nardo. I cavalli sono alla fine della curva che immette nella retta delle tribune, la macchina sta accelerando e tra pochissimo chiuderà le ali per dare il via a questa corsa. Parte veloce Guernica LJ, parte veloce Gisella Reg, sbaglia Guernica LJ e questo è il primo fattore importante della cosa. Numero Sbaglia anche il numero 5 4 Gisabella Guernica Reg LJ e quindi senza squalificato. colpo ferire rimane Numero davanti a tutti 4 Ghirigori Rosa Gisabella con Francesco Reg Facci. Dietro di squalificato. lei c'è Guerra dei 20 e poi ne rimangono francamente solo 4, addirittura con il numero 7 Gin Tonic Bread un po' distanziato. 15 e 3 la prima parzione che non prevede nessun tipo di strappo. 4 cavalli se la giocano, Luxor Ferma in terza posizione, ripeto al quarto posto Gin Tonic Bread, mentre gli altri sono squalificati oppure molto distanziati come Guizzo dei 20 che prova a recuperare 400 metri in 35. Non c'è nessuna fretta per Francesco Facci che deve solamente guidare la situazione di questa corsa che si è messa assolutamente a suo vantaggio. 600 metri anche in un tranquillo 15,5 per la curva e si arriva adesso davanti alle tribune con Francesco Facci che modera con il suo Ghirigori Rosa, a destra c'è Luxor Ferm, dietro di loro abbiamo Guerra dei 20 e poi il numero 7 Gin Tonic Bread, 1 minuto e 5 per 1,15,6 di media chilometrica e ora andiamo verso il chilometro con Ghirigori Rosa che deve un po' incominciare a sveltire le azioni per la pressione che aumenta di Luxor Ferm e passiamo il chilometro in 1,15,2 con un 14,7 per la curva. Luxor Ferm ha decisamente cambiato marcia e mette davvero sotto pressione Francesco Facci che ha scuffiato, che ha tolto appunto i tappi estraibili dalla sua e quindi ora si va nell'ultima curva con un 14,2 di parziale delle scuderie. Ghirigori Rosa prova a mantenere la testa senza fare troppa andatura perché vuole tenere il gruppo compatto senza fare magari anticipare la retta d'arriva. Chi lo segue viene in terza ruota però Gin Tonic Bread, 14,7 per la retta. Antonio Di Nardo si lancia al suo con Gin Tonic Bread che prova a prendere il sopravvento su Ghirigori Rosa. È un arrivo a 3 assolutamente indecifrabili. Abbiamo Gin Tonic Bread e poi Ghirigori Rosa, all'interno è arrivata anche Guerra dei 20 che probabilmente ha coperto entrambi gli avversari, quindi sembrava preminente l'azione di Gin Tonic Bread. Si è difeso fino all'ultimo Ghirigori Rosa, ma poi c'è stata l'azione, il rush, il colpo di reni finale di Guerra dei 20 che probabilmente è riuscita. Vediamo sul palo, sì, probabilmente è Guerra dei 20 che prende la prima posizione, probabilmente secondo Gin Tonic Bread, ma questo è lavoro ovviamente per la giuria che dovrà dipanare questo ordine d'arrivo molto stretto. Era l'ultima questa corsa per il convegno di oggi, quindi diciamo che Guerra dei 20 probabilmente se la porta a casa, la vittoria di Marco Volpato per la società di allenamento di Basco. La scuderia è l'Alma Racing SRL, Guerra dei 20 è una femmina di 4 anni, figlia di Oro Puro Bar e Musica dei 20. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì 28 maggio per la prossima riunione di corse.